La quinta corsa, confronto sul miglio, vede il ritiro di Aglio P, restano in 11 al via, 1 Buffalo Wise AS, 2 Zyron, 3 Avica Chuck SM, 4 Briscola Matley, 6 Rigoletto Jet, seconda linea 7 Xenox B, 8 Belba Baggins, 9 Bagar, 10 Bramante, 11 Bruno Ska, 12 Zea, scuderia fra Briscola Matley e Bruno Ska, che sono anche i favoriti numeri 4 e 11 dello schieramento, macchina che accelera. Partiti con la velocità di Zyron che va a condurre, subito Briscola Matley all'attacco, si accoda invece a Avica Chuck SM. Sulla piegata Briscola Matley va e ottiene strada da Zyron. Numero 11 Così, Bruno Ska, completamento dei squalificato. primi 200 metri in 14 e 6, Briscola Matley in vantaggio, Zyron in scia, poi Avica Chuck SM, quindi Buffalo Wise AS, c'è stata la squalifica per Bruno Ska. Se ne vanno i primi 400 metri di gara completati in 29,8 da Briscola Matley, Zyron sempre in schiena. E ora per corsie esterne cerca di risalire, ci sembra Bagar, anzi anticipato da Rigoletto Jet che progredisce in breve sui primi. Rigoletto Jet avanza all'esterno, arriva al sediolo di Briscola Matley. Nella sua scia è il numero 8 Belba Baggins, mentre alla corda restano sempre Zyron e Buffalo Wise AS. Intanto completati gli 800 in 1:3. Intanto siamo a 500 dalla conclusione, ora allunga decisamente Briscola Matley per corsie esterne, sempre Rigoletto Jet, poi Zyron lungo la corda in seconda posizione, 400 al palo con Briscola Matley in vantaggio, Zyron in scia, all'esterno Rigoletto Jet, Avica Chuck SM e Buffalo Wise, metà dell'ultima curva superata con Briscola che si mantiene in vantaggio su Zyron, Rigoletto Jet, Avica Chuck, retta d'arrivo, Briscola Matley nel finale accelera per venire a concludere netta vincitrice Briscola Matley. La lotta per il secondo posto vede invece Buffalo Wise S che copre sul palo Zyron. 1:14,4 il ragguaglio conclusivo per Briscola Matley e VP dell'Annunziata che vincono davvero nettamente questa quinta prova, da netti favoriti peraltro. Percorso di testa vincente di Briscola Matley, VP dell'Annunziata in sediolo per conto di Marco Azzaroni e della signora Simona Manzi. Secondo posto che probabilmente Buffalo Wise S soffia a Zyron. 4-1-2 il probabile ordine d'arrivo della quinta corsa dal Savio.